un testo interessante che si intitola Le radici del futuro, della Castelvecchi Edizioni, di Sabino Acquaviva. Parleremo però anche del ritrovamento di un insediamento di epoca imperiale romana, quando Milano era capitale o vice capitale dell'impero, tra Rho e Monza, in occasione della costruzione del collegamento appunto del cantiere della strada Rho-Monza. La cosa poi ha fatto suscitare interesse, sorpresa e qualche dubbio, come se hanno segnalato poi tutti i vari giornali. Naturalmente una bella scoperta, nel senso buono del termine, ma intervenendo la soprintendenza si blocca tutto. Il libro di Sabino Acquaviva, che era stato collaboratore della Padania per un certo periodo, mi sembra dal 2010 al 2012, o forse vie più in maniera più sostanziosa nel corso del 2012, è un libro interessante che parla di Europa e di anti-Europa. Soprattutto la lunga militanza di Sabino Acquaviva. Chi è Sabino Acquaviva? È un sociologo di primissimo ordine veneto che ha collaborato anche alla RAI per un certo periodo, appariva in video negli anni 70-80 anche attraverso inchieste di quella che allora appunto era considerata in quel momento una scienza sulla cresta dell'onda, come si suol dire. È sempre stato di sensibilità cristiana, ha collaborato anche a diverse riviste dell'area del mondo cristiano come Messaggero di Sant'Antonio, eccetera, dove ha ancora una rubrica. La collaborazione alla Padania aveva già fatto presagire 2 anni fa quanto l'Acquaviva col passare degli anni si sia sensibilizzato sul problema dell'identità. È raro che questo accada, lo sappiamo perfettamente. Pensate per esempio a quello che probabilmente viene considerato il sociologo più importante dell'area di centrodestra in questo momento, cioè Alberoni, che ha una rubrica sul giornale, una volta c'era sul Corriere, poi come tutti sanno insomma è finito l'idillio col mondo radical chic dell'Alberoni e quindi è passato. Alberoni è sicuramente un esempio di come un certo uso della sociologia, legato anche alla psicologia, noti sui libri sull'amore, la coppia, eccetera, abbia portato poi a una riflessione molto profonda nella direzione contraria al pensiero unico. Però lo stesso Alberoni, stavo dicendo, nei suoi fondi, attualmente sul giornale, mai allora sul Corriere, ma in ogni caso non ha una sensibilità direttamente federalistica, anche se poi diciamo ha partecipato ad alcune iniziative interessanti anche del mondo leghista. Ma Acquaviva parla apertis verbis in termini più forti per rilanciare l'Europa, fa capire Acquaviva, che aveva già scritto diversi libri sull'Europa ma non aveva affrontato direttamente questo problema, urge scindere gli stati nazionali in macro regioni. Cita anche ovviamente la Padania. Diciamo che qua risviluppa una certa intuizione appunto di cui ci aveva dato notizia sulla Padania stessa 2 anni fa, e poi lo sviluppa secondo una linea che è molto interessante, di critica molto forte all'Europa. Qui c'è insomma in Acquaviva, nell'ultimo libro di Acquaviva, Edizioni Castelvecchi, edizioni che sono sempre state molto interessanti, stimolanti, con tantissimi libri da me già citati in altre occasioni, ma comunque tutti molto interessanti. Ecco, qui nell'ultimo Acquaviva troviamo un po' le 2 anime fondanti dello stesso leghismo, quella classica, quella identitaria classica che parla anche di Padania, e quella più recente, non che non ci sia mai stata, questo deve essere chiaro. L'anti-eurismo, l'anti-europeismo c'è sempre stato
la LN, ma veramente stiamo parlando anche di cultura, oltre che di politica diretta, di intelligenza, di riflessione, eccetera. C'è sempre stata, ma ultimamente, come è noto, è emersa in maniera molto più forte e diretta, attraverso appunto la critica esplicita all'euro e a una certa struttura europeista che non viene più accettata, anzi di cui appunto si ritiene costituire la responsabilità principale dei problemi dei vari popoli. Ecco, quindi l'Acquaviva certamente risottolinea quanto sia importante la scissione, perlomeno la ricostituzione di tutti gli stati nazionali in macroregioni. E qui naturalmente è una progettualità ampia che ha comunque già avuto dei riferimenti anche politici, ma soprattutto culturali, attraverso tutti quelli che si sono battuti negli ultimi 10-15 anni in collegamento con le altre identità regionali e europee, proprio per una ristrutturazione complessiva del mondo europeo. Quello che piace soprattutto del libro di Acquaviva è la critica che noi personalmente, come Andrea Rognoni, ma anche come diciamo tutti quelli che si sono interessati di questi argomenti vicini alla sensibilità del federalismo hanno toccato, cioè la critica agli stati nazionali, che è molto importante perché parte da lontano, lo sapete, cioè da una rassemblement dell'Europa che ha seguito una certa linea a partire dal 400, 500, 600 ed è andata a impantanarsi negli stati nazionali, e appunto la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e l'Italia soprattutto, che hanno leso, questi stati nazionali hanno progressivamente leso la dignità dei veri popoli e delle vere identità. Oltretutto, quest'idea della ricostituzione dell'Europa in entità macroregionali era presente anche in un certo passaggio dell'europeismo, perché negli anni '80, dopo le prime tornate elettorali per Strasburgo e Bruxelles, era nata l'idea appunto che comunque l'Europa a livello alto istituzionale fosse in grado, certamente avvalendosi anche del Parlamento, ma non solo, fosse in grado appunto di rivedere proprio l'aspetto istituzionale di tutti gli Stati. Questo non è assolutamente accaduto, cioè è accaduto esattamente il contrario, questo sottolinea Acquaviva, cioè nel corso degli anni '90, dal Trattato di Maastricht fino ad oggi, è successo esattamente l'opposto, cioè che le principali cariche europeiste, sia a livello economico ma anche e soprattutto a livello politico-istituzionale, hanno ritenuto giusto riallacciarsi alla tradizione istituzionale classica di ogni paese, cioè il centralismo. È questo che è alla base di tutta la problematica europeista. Cioè la questione dell'euro, lo fa capire lo stesso Acquaviva, ma ovviamente trova il sottoscritto completamente d'accordo, la questione dell'euro è solo una ricaduta di questo discorso, una ricaduta certamente drammatica, tragica, che ci penalizza enormemente sul piano materiale, ci penalizza, parlo di tutti gli europei fondamentalmente, o tutti gli europei che non sono in sintonia con quel tipo di progetto, ma alla base di questi risultati disastrosi di cui ci accorgiamo andando a comprare le varie merci in ogni dove, e in realtà parte proprio da questo discorso, cioè dal riconoscimento ipocrita e quasi di stampo mafioso dell'importanza degli stati nazionali. Non doveva andare così, ma non doveva andare così non perché lo dicevano quelli che si opponevano, ma quelli che erano i responsabili negli anni '80 delle istituzioni europee ritenevano che si dovesse andare in direzione opposta, e c'erano stati anche dei prodromi, c'erano anche stati dei sintomi nel corso degli anni '80, ripeto, fino al Trattato di Maastricht c'erano stati dei sintomi che si potesse andare in una direzione diversa, a vari livelli e in vari contesti. C'è chi riteneva che fossero più importanti le regioni, proprio come soggetti assolutamente autonomi e quindi un po' più piccole delle macro regioni,
e chi invece riteneva che fossero più importanti le macro regioni. Visto che comunque la regionalità e il regionalismo non è riuscito a vincere né in Italia né altrove, se non appunto nei casi in cui si è evoluto in nazionalitarismo come la Catalogna, la Scozia, eccetera, allora l'importante oramai è riprogettare l'Europa in chiave macro-regionale, cioè in una chiave che sia in grado di mettere in collegamento tutte queste realtà, compreso la nostra macroregione o le nostre macroregioni, in modo tale appunto che si ricomprenda il senso e il significato di un'Europa libera, come sottolinea lo stesso Acquaviva. E certo, oggi sentire da un sociologo parlare di Padania perlomeno fa rizzare i capelli, perché fa rizzare i capelli non ai padanisti, ma a quelli che non hanno mai capito il padanismo, l'hanno accusato di razzismo, l'hanno accusato di tutta una serie di nefandezze, compreso naturalmente il giornalista Antonio Cariotti, che sul Corriere della Sera dell'altra domenica appunto prendeva in giro lo stesso Acquaviva per questo libro, oltretutto trattando Acquaviva come se fosse l'ultimo arrivato, quando sappiamo benissimo che Sabino Acquaviva ha una lunghissima esperienza in campo sociologico, antropologico, anche abbastanza economistico, eccetera. E quindi Cariotti si era divertito proprio a prendere in giro questa gioia di scrivere liberamente, nel senso che Sabino Acquaviva a un certo punto del libro è evidentemente consapevole di dichiarare un'eresia rispetto all'intelligenza comune, ammette di poter finalmente scrivere con la gioia di scrivere liberamente. Da qui appunto la presa in giro del Cariotti, che chiama il libro Inno alla gioia, parafrasando note opere del passato in campo artistico. Quindi se un Acquaviva scrive che è felice, prova un'inedita gioia di poter essere libero, vuol dire che veramente ha buttato via quel peso che invece tantissimi altri ancora sostengono in maniera talora farisaica sulla questione appunto delle macro regioni. E macroregioni che dovrebbero esistere in ogni parte d'Europa, ovviamente pensiamo all'Occitania per la Francia, pensiamo all'Andalusia e dintorni per la Spagna, eccetera. Quindi il problema è un problema da affrontare su scala europea. Ma evidentemente, vedete, questa Europa assomiglia sempre di più all'Italia, cioè ha preso tutti gli aspetti più negativi dell'Italia. Cioè quando in Italia, e non sto parlando solo degli ultimi tentativi di riforma che tutti conosciamo, si vuole fare una riforma, questo già dagli anni 70, cosa si fa? Si cambia la forma ma non la sostanza delle cose, per gattopardescamente appunto continuare a mantenere lo status quo. Quindi quello che poi importa in Europa è rivedere certi aspetti, ma soltanto a livello formale e non sostanziale, e quindi bastonare ogni volta la vera volontà dei popoli. Certo, come sottolinea Acquaviva nel libro, il boom della finanza, cioè l'ipervalutazione della dimensione economico-finanziaria e bancaria degli ultimi 20 anni, ha affossato definitivamente questo discorso della ristrutturazione istituzionale. Lo ha affossato perché evidentemente era diventato prioritario il fatto appunto di riuscire a mantenere il potere di certe lobby che col passare del tempo si erano dimostrate più potenti di tutte le altre. Cioè, in realtà quello che voglio dire, lo diceva anche in alcuni suoi interventi Tremonti o Romano Bracalini, ecco, quello che vogliamo dire è che gli stati nazionali sono delle luci che stanno tramontando da tanto tempo, ma sono riuscite a rimanere a galla questi stati proprio in virtù del fatto che il potere finanziario ha ritenuto comodo riuscire a farli mantenere in vita, cioè al potere finanziario economico è risultato molto più importante e estremamente proficuo
quello di mantenere in vita gli stati nazionali al posto delle strutture macro-regionali. Perché? Perché è molto più facile controllare degli stati centralisti e avere in mano la situazione dei vari governi piuttosto di 3 governi piuttosto che di 10 governi, paradossalmente, anche se poi naturalmente, per carità, non si parla di autonomia assoluta, non ne parla neanche Acquaviva, che ha una fortissima tradizione federalistica a sfondo cattolico, ma comunque federalistica, e che quindi sa perfettamente che i vari stati cosiddetti nazionali vanno regolati attraverso il federalismo in macro regioni, non autonome in senso assoluto, ma correlate a un sistema. Cioè, se il sistema avesse funzionato, la relativa autonomia e il federalismo reale interno ai vari stati avrebbe potuto decollare. La cosa non è accaduta e noi ci ritroviamo qui proprio nella melma più assoluta sotto tutti i punti di vista. E giustamente l'altro ieri sera sentivo nella trasmissione di Maggi appunto quanto anche all'ex ministro Castelli fosse importante per lui giustamente sottolineare il fatto che non si è usciti dal pantano europeista, perché alla fine ha vinto questo pantano attraverso una rappresentatività di quel mondo anche a livello nazionale. Quindi Acquaviva, il libro è molto interessante, ripeto, Le radici del futuro, Castelvecchi Edizioni, perché poi ci racconta l'Europa sotto tantissimi aspetti. È anche un grande viaggiatore Acquaviva, nel senso che non sta parlando di realtà all'interno della Francia, della Germania, di altrove che non conosce, e quindi da questo punto di vista è un libro assolutamente da consigliare, non solo in senso padanista, perché appunto è uno dei pochi libri che parla ancora di Padania, ma anche in senso di conoscenza effettiva dell'Europa, del mondo europeo, attraverso 1000 forme appunto che soltanto un sociologo di grande esperienza. Vedete, io sono d'accordo sul fatto che la sociologia, specialmente negli anni 70-80, abbia sbagliato direzione, nel senso che sia andata ad affrontare tematiche che non era in grado di risolvere. Però attenzione, ritengo che la sociologia buona, quella parte buona della sociologia, fatta anche di persone in gamba, sia in grado di darci delle dritte meglio della stessa economia. Questa è la mia posizione personalmente, perché la sociologia parte anche dall'economia, comprende l'economia, ma va diritto anche a tematiche che sono più inerenti alla società, al costume, al modo di vivere, all'antropologia, in una visione a 360, che spesso purtroppo l'economia non ha. E quindi da questo punto di vista le parole di Acquaviva appaiono un po' nomen omen, appaiono davvero acqua viva. Passiamo all'altro argomento, che era appunto quello della romonza stoppata a rischio stop per, come scrive Libero dell'altro giorno, di giovedì, per colpa dei romani. E infatti è stato ritrovato un insediamento di estremo interesse, perché appunto ci riporta tutta una realtà della milanese in chiave imperiale, cioè un castrum, un insediamento militare lungo il percorso appunto della stessa Monza, attorno a tra Baranzate e Bollate. Tra l'altro Bollate non è nuova a queste scoperte, perché 100 anni fa fu rinvenuta anche una villa del periodo di Augusto. Naturalmente, se lo scavo andrà oltre, dovremo ricorrere a uno stop reale di questa bretella, e con tutte le conseguenze del caso, cambiamento del percorso, eccetera, eccetera. Il nostro commento, i beni monumentali di qualsiasi carattere siano vanno rispettati, però ci chiediamo se fosse stato trovato un insediamento non strettamente romano, insomma di origine celtica o ligure. Voi direte, ammesso che se li possano ancora trovare, ma se c'è la volontà la si trovano, se non c'è la volontà chiaramente non le si trovano le cose. Ecco, ci chiediamo se accadesse la stessa cosa, se fosse così allertata la situazione su un progetto che non è soltanto
trasporto ma anche di civiltà all'interno di un'area già congestionata, ecco, se non fosse diversa la faccenda, naturalmente. Ripeto, questo fa pandanta a tantissime altre idee che sono circolate su questa radio. Non è la nostra non è un'opposizione alla cultura, perché conosciamo benissimo la cultura classica, io stesso ho fatto il liceo classico, eccetera, eccetera, e quindi non disconosciamo l'importanza di ritrovamenti come questi, che sono fondamentali, anche perché poi comunque sono il frutto di una civiltà che non è più soltanto romana in epoca imperiale, ma anche una civiltà che risente di tutta una serie di istanze più tipiche del mondo padano da questo punto di vista. Però ancora una volta ci si chiede se si continua a usare due pesi e due misure rispetto alla realtà anche archeologica e quindi antropologica che ci circonda. Certo, vedremo gli sviluppi della situazione nei prossimi tempi su questo fatto, perché insomma, se davvero occorresse rivoluzionare tutta la struttura della linea e del percorso, chiaramente bisognerebbe poi rivedere tutta una serie di cose che non riguardano soltanto l'archeologia, ma riguardano il riassetto del territorio. Certo, la nostra regione, la regione Lombardia, in quanto, voglio dire, territorio, ha bisogno di cultura, ha bisogno di turismo. Non può essere soltanto la sede dell'Expo, certamente molto importante, cioè di un Expo economico. Siamo purtroppo in chiusura. Deve essere anche un Expo culturale, quindi non è che la cosa ci dispiace, però bisogna anche affrontare in termini più universali tutto l'intreccio di tutti questi fattori che è, come sapete, drammatico. Siamo davvero in chiusura, un grande abbraccio padano a tutti, vi aspetto lunedì nella trasmissione alle 14:30 di Cultura Padana, perché parleremo del teatro, della stagione teatrale a Varese e dintorni. Venezia risorga e risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Nord Elettrica di Base Riccardo, azienda leader nella sicurezza.